Danni nella zona di Preli a Chiavari per il passaggio del fronte perturbato. Una tromba marina nel pomeriggio ha colpito il tennis e il camping, portando l'interruzione del traffico ferroviario. La pioggia si è concentrata sul ponente di Genova e il Savonese, nelle aree più colpite dal maltempo, caduti oltre 300 mm in poche ore. Conclusa l'allerta arancione, nel weekend attesa un'altra perturbazione. Vorrei lasciare una chiesa che viva veramente la comunione, il desiderio del vescovo Danasini espresso in apertura della visita pastorale all'ambito della Val Petronio. Il passo del Bocco diventa passo del Brocco o passo del Bosco. ANAS sbaglia i cartelli sulla 586 a Mezzanego, saranno sostituiti, ma intanto i sindaci chiedono di essere maggiormente coinvolti. La stagione dei funghi straordinaria per il raccolto, ma anche per il numero di incidenti e smarrimenti. Gli esperti ammoniscono: occorre un equipaggiamento adatto. Io non rischio, la campagna della Protezione Civile ha coinvolto centinaia di piazze in tutta Italia. I volontari del Radio Club Levante hanno incontrato gli abitanti di Santa Margherita Ligure. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Anche il territorio del Tigullio fa i conti con il passaggio perturbato che ha portato la pioggia, in particolare nel primo pomeriggio, nonostante l'allerta meteo sia stata declassata da arancione a gialla, in vigore dalle 12 alle 20 di oggi. Scuole chiuse in gran parte dei comuni del territorio. La situazione più critica si è registrata a Chiavari, dove una tromba marina ha danneggiato in modo grave la struttura del tennis e del vicino camping. Disagi anche per quanto riguarda il traffico ferroviario, rimasto bloccato per diverso tempo a causa degli oggetti e degli alberi scaraventati sui binari. Facciamo il punto. Anche se per il sentire comune è stata la coda della perturbazione, in realtà è stato il passaggio del fronte vero e proprio, tecnicamente la squall line, a lasciare maggiormente il segno questo pomeriggio nel Tigullio in termini di precipitazioni e di effetti collaterali. Il più grave si è verificato a Chiavari, nella zona di Preli, vicino ai campi da tennis e al depuratore, dove poco prima delle 15 molto probabilmente una tromba marina ha lasciato il mare per scatenare i suoi effetti sulla terraferma. La centralina Limet del porto di Chiavari ha registrato una raffica di oltre 80 km orari alle 15 in punto. A riportare i danni peggiori è stata proprio la struttura del tennis. Non solo i campi sono stati completamente allagati, ma sono state abbattute le recinzioni divisorie e i pali dell'illuminazione. Molte canoe custodite in un vicino deposito sono state sollevate e scaraventate contro gli spalti, mentre tendoni e coperture sono stati spazzati via. Alcuni di questi oggetti, insieme ai rami e al tronco di un albero caduto, sono andati a finire sui binari della vicina ferrovia. Un treno merci proveniente da Rapallo, appena sbucato dalla galleria, si è trovato davanti a questi ostacoli e non ha potuto proseguire il cammino. Il traffico sull'intera linea di Levante è rimasto bloccato per oltre un'ora. Il tempo necessario per gli operai di RFI, coadiuvati dai vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari, per tagliare i legni e liberare i binari. Il traffico sulla linea è ripreso poco dopo le 16:30 con ritardi e disagi per i viaggiatori. Una decina in tutto il comprensorio del Tigullio gli alberi che sono caduti a causa del forte vento. La pioggia, praticamente assente per buona parte della mattinata, per quanto riguarda il Levante ha superato i 40 mm caduti nelle ore del pomeriggio, ma non si sono registrati allagamenti. Il maltempo adesso dovrebbe concedere una pausa di un paio di giorni, ma sabato e nel weekend è atteso il passaggio di un altro fronte perturbato che porterà ancora piogge e temporali. Si è conclusa invece alle 18 l'allerta meteo arancione per i bacini di Genova e di Savona, con scuole chiuse nei municipi di Medio Levante e il ponente genovese. Il maltempo in queste ore si è concentrato soprattutto sul ponente genovese, da Varazze verso i quartieri occidentali di Genova, con diversi disagi e allagamenti. A Mele sono caduti 465 mm d'acqua in 24 ore, il quantitativo di pioggia di 5 o 6 mesi. Forti anche le raffiche di vento, i voli diretti da Genova, da Roma e da Francoforte e Parigi sono stati dirottati. Disagi lungo la rete ferroviaria. I primi problemi hanno interessato le linee ferroviarie tra Cogoleto e Arenzano a causa dell'allagamento dei binari e dei sottopassi. Circa 400 utenze hanno registrato un'interruzione dell'energia elettrica nella zona tra Tiglieto e Rossiglione, nell'entroterra di Genova. Sono in corso le verifiche tecniche sull'ingresso paramassi della galleria Tortuga a Vesima, nel territorio di Genova, interessato da un movimento franoso nella mattinata. La statale Aurelia resterà
sarà chiusa al traffico in via precauzionale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. A circa 2 chilometri di distanza, in località Pizzo di Arenzano, durante le ore dell'allerta arancione è rimasta chiusa al transito la statale. Infine sono in corso le attività di pulizia della sede stradale a Mignanego, lungo la statale 35 dei Giovi, dove le forti precipitazioni hanno causato il versamento in carreggiata di Ghiaia e Pietrisco. Rallentamenti anche sulla statale 456 del Turchino a Mele, interessata dalla caduta di materiale. Per consentire l'intervento di bonifica della carreggiata, la circolazione è regolata con senso unico alternato. Nessun problema invece al momento si registra sulle strade di competenza della città metropolitana di Genova. Voltiamo pagina ai temi diocesani adesso con la preghiera comunitaria presieduta dal Vescovo, Monsignor Alberto Tanasini. Si è aperta ufficialmente nella chiesa di San Michele a Casarza Ligure la visita pastorale alle comunità dell'ambito della Val Petronio. Molti fedeli hanno preso parte alla celebrazione per tutte e 4 le zone dell'ambito. Il Vescovo ha chiesto a ciascun parrocchiano di essere strumento di evangelizzazione e collaborare gli uni gli altri per realizzare una vera comunione. Sentiamo. La pace sia con voi. Il vescovo Alberto Tanasini ha così salutato i fedeli delle comunità dell'ambito della Val Petronio: Velva, Missano, Castiglione, San Pietro di Frascati, Campegli e Masso a Castiglione Chiavarese, Bargone e Massasco, San Michele Arcangelo a Casarza Ligure, Cardini, Verici e Francolano sempre a Casarza Ligure, Lemeio, San Saturnino, San Giorgio e Santa Croce a Moneglia. Piccole e grandi realtà distese nella parte più a levante della Val Petronio, in un territorio che va dal Colle di Velva sino alle spiagge di Moneglia, unite dalla comune appartenenza ad un ambito pastorale, per le quali il cammino condiviso è già iniziato in alcuni settori della vita parrocchiale, a partire dal catechismo. Casarza è abbastanza numerosa, comunque delle classi numerose, mentre le altre realtà sono un pochino più piccole, ma infatti facciamo anche già un lavoro insieme anche con i giovanissimi delle superiori, con Francolano e Castiglione. È bello, è soprattutto coinvolgente, arricchisce ed è anche una sfida, perché non è così facile lavorare insieme, lavorare in sinergia. Ci proviamo, speriamo di riuscirci, speriamo soprattutto di fare sempre meglio. Anche l'accoglienza al pastore della diocesi è stata pensata insieme. Ai piedi dell'Eucaristia sono stati posti 4 segni, espressioni di tutte le comunità dell'ambito: l'immagine di Maria, la lampada accesa, l'immagine della colomba e il crocifisso. Ognuno deve portare la propria ricchezza per offrire un'immagine di Chiesa unita e nel miglior modo possibile anche comunitaria. Ecco. Il Vescovo, nel sottolineare l'impegno condiviso nell'opera di evangelizzazione, ha quindi risposto alla domanda: che visione di Chiesa vorrebbe lasciare? Sommessamente, nel piccolo tratto di strada che ho fatto con voi, vorrei lasciare una Chiesa che vive veramente la comunione. Il programma della visita pastorale è proseguito oggi con l'incontro con i sacerdoti dell'ambito pastorale a Castiglione Chiavarese. Domani alle 19:30 nella chiesa di Santa Croce a Moneglia si terrà l'incontro con il Consiglio d'ambito. Voltiamo pagina della politica amministrativa, adesso una notizia di servizio. Dalle 8 di lunedì prossimo 21 ottobre fino alle 17 di giovedì 31 ottobre, quindi per 10 giorni, sarà chiusa la circolazione veicolare in via Maggiocco a Rapallo, nel tratto compreso tra via Ferraretto e il sottovia ferroviario. Il provvedimento è necessario per la prosecuzione dei lavori di posa delle nuove condutture dell'acquedotto e di sostituzione della condotta fognaria. E gli ultimi lavori effettuati da ANAS sulla statale 586 della Val d'Aveto hanno sollevato le proteste dei residenti, soprattutto a Mezzanego. Tra cartelli sbagliati e segnaletica orizzontale dubbia, anche i comuni intervengono e chiedono che il gestore li coinvolga maggiormente nelle decisioni. Sentiamo. Ilarità e sconcerto tra gli abitanti di Mezzanego. Nei nuovi cartelli dell'ANAS installati a Borgonovo, il Passo del Bocco è diventato Passo del Bosco e, in un secondo caso, Passo del Brocco. L'anomalia si va ad aggiungere alla linea di mezzeria sulla statale 586 che, dicono i residenti, non tiene conto dei precedenti bivi e passi carrabili. Abbiamo sottoposto ad ANAS entrambi i casi. Su quello dei cartelli il gestore ammette l'errore. Saranno sicuramente sostituiti, spiega l'azienda, e chi ha commesso lo sbaglio di trascrizione pagherà i costi aggiuntivi
aggiuntivi. Tecnici sul posto già questa mattina per verificare la situazione. Più complicata la questione della linea di mezzeria lungo la 586. ANAS spiega che è stata tracciata in quel modo per motivi di sicurezza ed è una soluzione temporanea. I tratti discontinui posti nel passato sono infatti in corso di verifica, ogni singolo caso sarà preso in esame. Il gestore si chiede chi li ha tracciati, quando, se è stato fatto correttamente e nel rispetto della sicurezza, soprattutto in quei casi dove ci sono svolte pericolose e così via. La verifica potrebbe richiedere tempo, pertanto ANAS ha deciso di partire con la linea continua su tutta la statale per poi inserire i tratti discontinui caso per caso. Il tema della nuova gestione ANAS sulla strada per la Val d'Aveto è stato affrontato ieri sera in diretta TV dalle casermette del Penna. I sindaci sono contenti dei primi lavori sul fondo stradale, ma invitano a fare di più. E sul caso di alcuni errori o incomprensioni, come in quello appunto dei cartelli o della linea di mezzeria, affinché non si ripetano, i primi cittadini chiedono di essere coinvolti maggiormente. Perché noi abbiamo queste decisioni di lavori, di cose che vengono fatte a insaputa dei comuni, cioè noi ci troviamo magari lavori che vengono fatti ma non ne sappiamo nulla, quindi avere proprio un tavolo congiunto dei comuni in modo da trovare un'intesa, prevedere degli interventi, fare un cronoprogramma di lavori che siano interventi che possano portare a una migliore viabilità per la gente che raggiunge le nostre località. E restiamo nell'entroterra, non sono mai troppe le attenzioni da avere quando si entra in un bosco, come insegnano gli episodi di cronaca delle ultime settimane. Numerosi infatti i fungaioli e gli escursionisti che hanno perso l'orientamento o sono incorsi in incidenti di vario tipo. Ne abbiamo parlato con un esperto. Quali attenzioni bisogna avere quando si va nel bosco? Ma intanto sapere con certezza dove siamo e ricordarci di come fare a tornare a casa, perché la maggior parte delle persone che si perdono è perché perdono l'orientamento all'interno del bosco, vuoi per la nebbia, vuoi perché sono a dei troppo distante, vuoi perché il bosco è tutto uguale, uno non riesce a ritrovare la strada e ultimamente sono perse parecchie persone per questo motivo. Altre sono cadute, avevano subito dei traumi notevoli perché non avevano le calzature adatte o non avevano l'equipaggiamento adatto. La cosa peggiore da fare è trovarsi a buio nel bosco. Un'attenzione può essere anche quella di non andare nel bosco da soli? Beh, indubbiamente, se si è in compagnia è sempre meglio, anche perché se uno si fa male l'altro al limite può andare a chiedere soccorso. In una zona come l'Aveto purtroppo non sempre prende il telefonino e non sempre prendono i GPS, perché i satelliti molto spesso non si riescono a beccare dalle vallate. Quindi dare anche un'indicazione ai soccorritori per dove si è, alle volte può essere anche molto difficile, anche se il telefonino magari prende. Ma se uno non ha la più pallida idea dove è finito, orientare i soccorritori, specialmente di sera o di notte, o nella nebbia, è veramente difficile. Per quanto riguarda il meteo, quali sono le condizioni in cui è più saggio rimanere a casa, non avventurarsi nel bosco? Ma sicuramente quando minaccia pioggia, o soprattutto quando minaccia temporale, specialmente alle quote delle montagne della Val d'Aveto, dove un fulmine fa presto a colpire. Però sono sempre situazioni che possono mettere in pericolo sia il cercatore, sia poi i soccorritori che lo vanno a cercare. Dal punto di vista dell'equipaggiamento e dell'abbigliamento, quali sono magari gli errori più comuni nell'andare nel bosco? Ma ho visto gente andare nel bosco con scarpette basse, suola mezza liscia. Sì, sono comode per camminare, niente da dire, finché cammini su una strada. Certamente sono s'avventura in un posto come questo, che sono pietre, erba, rami, è bene che abbia un paio di scarpe che coprano anche la caviglia, con la suola molto scolpita, che siano impermeabili all'acqua. Il tempestivo intervento della Polizia Locale e dei Carabinieri di Portofino aveva consentito, durante l'estate scorsa, di sventare un grosso furto ai danni di alcuni turisti ucraini. A distanza di pochi mesi, le stesse vittime del furto hanno voluto ringraziare ufficialmente le forze dell'ordine del Borgo Marinaro. Al comandante Cesare Vesentini, la famiglia ucraina di Odessa ha recapitato una lettera di ringraziamento da estendere a tutti i suoi uomini che non solo avevano recuperato e riconsegnato la refurtiva, ma avevano anche individuato i colpevoli del furto. Si insedierà domani il nuovo prefetto di Genova, la dottoressa Carmen Perrotta, classe 1960, laureata in giurisprudenza e abilitata all'esercizio della professione legale e anche giornalista pubblicista. Nominata prefetto nel 2011, ha assunto le funzioni di direttore centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali nell'ambito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ricoprendo da ultimo l'incarico di vice capo dipartimento e direttore centrale per gli uffici territoriali
regionali del governo e per le autonomie locali del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Nell'assumere le funzioni di prefetto del capoluogo ligure, la dottoressa Perrotta esprime profondo rispetto per la storia e la grande forza della comunità ligure, nella consapevolezza dell'attuale complesso momento che la città e la provincia stanno vivendo. Ottimo risultato per la raccolta solidale di alimenti Dona la Spesa, promossa il 12 ottobre scorso da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alle povertà. Complessivamente sono state raccolte 34 tonnellate di prodotti. L'iniziativa ha coinvolto una cinquantina di associazioni e di circa 250 soci che hanno offerto il proprio supporto in ogni località. Nel Tigullio si segnala l'ottimo risultato del supermercato di Sestri Levante, che ha raccolto 1,6 tonnellate di alimenti saranno destinati al centro di distribuzione alimentare, superando anche l'Ipercoop di Carasco, che invece ha raccolto quasi 1,1 tonnellate di merci destinate ai volontari della Croce Rossa. Molto bene anche i risultati di Rapallo, con 765 kg di alimenti donati alla consulta del volontariato, e di Chiavari con 743 kg di prodotti per i volontari dell'Associazione Famiglie del Tigullio. Questo risultato si somma a quelli conseguiti dalle altre raccolte promosse a maggio e a settembre, portando a 82 le tonnellate complessive di prodotti donati nel corso dell'anno tra generi di prima necessità e articoli di cancelleria. E sono state oltre 850 le piazze in tutta Italia che hanno ospitato i gazebo della campagna Io non rischio, per promuovere le buone pratiche di protezione civile e sensibilizzare in maniera capillare i cittadini sui rischi del territorio e i comportamenti da mantenere in caso di eventi calamitosi. Nel Tigullio le postazioni erano diverse e Roberto Costa è andato a Santa Margherita Ligure per incontrare i volontari del Radio Club Levante. È una campagna nazionale, come dicevi tu, si svolge su 400 piazze italiane contemporaneamente. Ci prefiggiamo di incontrare la popolazione, di parlare con le persone e di spiegare loro che le buone pratiche di protezione civile sono utili per limitare i danni a se stessi, agli altri e alle persone e alle cose, naturalmente, gli animali. Per cui è buona norma essere sempre aggiornati e informati su cosa fare e cosa non fare. Un'altra cosa importante su cui spieghiamo è che i comuni hanno dei piani di protezione civile che spesso i cittadini non li conoscono. È bene appunto che dare queste informazioni anche sul territorio dove si vive e capire quali sono le zone rosse, dove sono le debolezze del proprio territorio, per capire appunto dove si è e cosa si deve fare in certi casi. Cosa fare ad esempio prima dell'alluvione? Certo, innanzitutto informarsi, per cui usare tutti i canali possibili. Oggi non abbiamo fatica, possiamo guardare su internet, sui social, possiamo guardare la televisione, la radio, per cui avere l'informazione, ascoltare, iscriversi per esempio presso i propri comuni se ci sono delle liste di avviso via SMS o via telefonata, per sapere quando viene diramata l'allerta. Soprattutto questo per programmare una gita, per uscire di casa, insomma anche nella semplicità, no? Perché uno può scendere a fare la spesa, poi se si trova in mezzo a un problema, insomma anche per voi diventa difficile, come ingombro anche. Certo, è un problema perché chiaramente nel momento in cui c'è da mettere in sicurezza una situazione ci sono persone, mezzi, tempo da dedicare a quella situazione, per cui è sempre meglio non mettersi a rischio. Per cui una volta che una persona è informata, se sa che quel giorno ci sarà un'allerta di livello arancione o rosso, sarà meglio che rimandi qualunque gita, che pensi a sistemare prima che venga l'allerta le cose, togliere le macchine, le biciclette, tutto quello che può essere considerato importante, toglierlo prima che ci sia un rischio di allagamento per esempio del proprio fondo. E poi certo è meglio non mettersi per strada nel momento in cui viene data un'allerta, per permettere anche a eventuali mezzi di soccorso, di sicurezza, di poter passare e intervenire. All'iniziativa di prevenzione Io non rischio portata in piazza a Santa Margherita Ligure dai volontari del Radio Club Levante sarà dedicata la puntata di questa sera della rubrica Si può dare di più, in onda alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Andiamo sul nostro sito, visite gratuite per problemi legati alla menopausa e all'incontinenza urinaria della terza età. Le offre l'ASL 4 Chiavarese venerdì 18 ottobre. Un'iniziativa della struttura di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Lavagna in occasione della giornata mondiale della menopausa. Le visite si possono prenotare domani e giovedì telefonando allo 0185 32 95 90 tra le 12 e le 13, i numeri che trovate anche sul nostro sito per le prenotazioni.
E domenica 3 novembre al chiosco della musica di Rapallo sul lungomare verranno venduti gli ombrelli bianchi della solidarietà. Si tratta degli stessi ombrelli che adornavano alcune vie del centro storico e ora sono stati dimessi. La vendita è un'operazione benefica nata da un'idea di CIV e Ascom e che ha deciso di venderli per raccogliere fondi a favore del Buon Samaritano. Venite a prendervi un ombrello lasciando un'offerta che andrà all'operazione del Buon Samaritano e così avrete un bell'ombrello e farete un'opera di bene. Potrebbero riaprirsi, questa volta non per abbellire il paesaggio sopra le vie del centro di Rapallo, ma per sostenere il progetto di solidarietà del Buon Samaritano. Gli ombrelli bianchi del CIV potranno essere acquistati domenica 3 novembre al chiosco della musica o nella sede dei volontari del soccorso di Sant'Anna. Un'iniziativa che vede in prima linea i commercianti e sostenuta dall'amministrazione comunale e da coloro i quali portano avanti il progetto che, partito nel 2013, oggi aiuta oltre 210 persone in difficoltà, alle quali, in media una sessantina al giorno, vengono distribuiti pasti ed errate alimentari preparate nei negozi e nelle cucine degli alberghi cittadini e che altrimenti verrebbero sprecati. Ombrello bianco uguale solidarietà e questo chiamare la città di Rapallo ad un momento di solidarietà fa crescere tutti. E molto spesso ci si dimentica anche dell'altro, ci si dimentica del disagio magari del vicino della porta accanto, e questo invece può essere un motivo proprio di sprone ad essere più solidali con chi è in difficoltà. Un progetto, quello del Buon Samaritano, che ha fatto da apripista a livello nazionale e che è stato preso ad esempio per elaborare e approvare la legge sul riuso. Quest'ultima prevede la possibilità di detrarre dalla fiscalità tutto ciò che viene destinato alla generosità. Di qui la proposta rilanciata da uno dei fondatori del Buon Samaritano, il direttore dell'Excelsior Palace di Rapallo. Agganciandomi al progetto del Buon Samaritano, un'opportunità per fare in modo che chi devolve il cibo possa devolvere anche l'eventuale rimborso che può ottenere e possa devolverlo al Buon Samaritano. Quindi diventerebbe un circolo non vizioso, ma veramente virtuoso. Nel fine settimana il Tivoli ha ospitato la 7ª edizione del Trofeo Internazionale di Pesca Spinning dalla barca, organizzato dall'associazione sportiva Lady Martina Sport Fishing. In tutto sono stati 150 i partecipanti su 51 imbarcazioni che si sono sfidati in un clima amichevole. La medaglia d'oro è andata al team Marengo, che ha portato a bordo un'auguglia imperiale di oltre 14 kg. Premiato anche lo spinner più giovane Federico Moda di soli 3 anni e il team Fisherlandia, che con i suoi 26 pescatori è stato il più numeroso. L'organizzazione ha premiato anche tutti gli spinner under 18 per incentivarli a proseguire con questa passione. Prossimo appuntamento sarà la pescata degli auguri, che si terrà nel mese di dicembre. Abbiamo visto alcuni scatti che hanno immortalato questa iniziativa in occasione del 7° trofeo internazionale di pesca a spinning. Uno sguardo adesso alla nostra agenda per vedere gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 16 ottobre. Come ogni mercoledì è aperto alle visite il Museo Diocesano di Chiavari, che conserva opere d'arte, testimonianza della fede e del divenire storico e culturale del territorio. 5 le sale espositive, oltre alla Galleria Attigua e alla Cattedrale, che espongono dipinti, sculture, suppelletti e paramenti liturgici. L'orario dalle 10 alle 12. I corsi di cultura di Chiavari propongono il racconto dei viaggi in Marocco di Pierpaolo Fugliano, con proiezione di immagini e diapositive. L'appuntamento è alle 16 nella Sala Livellara di Via del Pino. Rapallo Pallanuoto si presenta alla città. Alle 18 al Teatro delle Clarisse, presentazione della squadra che partecipa al campionato di pallanuoto femminile di Serie A1. Alle 21 al Teatro Comunale di Sori, Teatro Pubblico Ligure presenta in prima nazionale Tullio Solenghi in La risata nobile, la letteratura comica da Aristofane a Flaiano, da Marziale ad Achille Campanile, un progetto di Sergio Maifredi e Tullio Solenghi. Ed
È tutto per questa edizione di TG oggi, l'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa, l'informazione continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.